Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. I morti in questo mare sono vittime di decisioni sia prese che mancate. Così Papa Leone XIV, durante l'omelia della messa celebrata a Lampedusa, nella visita storica arrivata a 13 anni da quella di Papa Francesco, il racconto della giornata in diretta dall'isola. Primo giorno sotto scorta per l'assessore comunale di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Dopo le minacce ricevute, il prefetto ha disposto la tutela continua nell'ambito dell'attività contro l'occupazione abusiva delle case popolari. L'inchiesta sulla frana di Niscemi del 25 gennaio entra nella fase decisiva. La procura di Gela indaga 13 persone per disastro colposo, tra cui 4 ex presidente della regione siciliana. Entro l'estate la chiusura del primo filone. Siracusa, Bosco Minniti, una discarica abusiva continua a svilupparsi tra le palazzine nonostante i ripetuti interventi di pulizia, un problema che riporta al centro le difficoltà delle regole violate e del rispetto per il territorio. Saldi estivi al via in Sicilia, senza la consueta partenza sprint, pesano e-commerce e promozioni attive tutto l'anno. Confcommercio stima una spesa media di 170 euro a famiglia, ma per i negozi resta un'importante boccata d'ossigeno. Calcio, il Catania riparte con un progetto giovane e offensivo targato Longo Varrà, tra programmazione e ambizione. Sul mercato restano nel mirino Scognamiglio e Campomaggio, ma le trattative si preannunciano tutt'altro che semplici. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con la visita di Papa Leone a Lampedusa, un evento storico che, come vi dicevamo in apertura, arriva 13 anni dopo la visita di Papa Francesco. L'ovazione della gente, una sorta di festa di popolo per la presenza, ma con le note di dolore per la morte dei tanti migranti. Ma per raccontare questa giornata molto intensa di Papa Leone, che comunque ha già lasciato l'isola, è già ripartito, c'è la nostra Adelaide Barbagallo in collegamento proprio dall'isola. A te, Adelaide. Proprio così, Papa Leone ha scelto un giorno e una data significativa per arrivare a Lampedusa, il 4 luglio, giorno in cui in America si festeggia l'Independence Day. È una giornata di grande orgoglio, ma Leone XIV, americano, lo ricordiamo, ha deciso di arrivare a Lampedusa. Brevissimo il suo viaggio sull'isola, ma ha toccato luoghi molto significativi. La prima tappa è stata il cimitero per rendere omaggio alle vittime del mare, poi la Porta d'Europa, un monumento simbolo di quest'isola, e poi ancora è arrivato a Lampedusa, soprattutto al campo sportivo di Lampedusa, dove ha celebrato la messa. Sono state 2 ali di folla ad accoglierlo. C'è stato un piccolo momento di ilarità e di simpatia qui al campo sportivo, dove venivano rilanciate le immagini dell'arrivo del Papa, ma soprattutto del suo momento in cui è arrivato alla Porta d'Europa. Ha perso anche il cappellino, si è fatto fotografare. Tantissime le persone, 4.000 le persone che hanno assistito alla messa celebrata dal Pontefice. Sono state anche intense le sue parole, ha toccato molti punti, molti passaggi interessanti, ha richiamato al senso di responsabilità, ma soprattutto ha detto che i morti in mare non sono casuali, sono frutto di scelte decise, ma tante volte anche di scelte non effettuate. Possiamo sentire questo breve passaggio dell'omelia del Santo Padre. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano, i calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui,
il lento e difficile passaggio da una mera gestione delle emergenze all'elaborazione di politiche organiche condivise. Tutto questo riproduce oggi del racconto evangelico la fretta di passare oltre. Nessuno è senza responsabilità. Ognuno dispone di un proprio ambito di azione e lì, non altrove, è chiamato a scegliere se alimentare la logica della forza, anche solo con indifferenza, cinismo, menzogna, odio, oppure custodire la logica della pace. Abbiamo sentito dunque il forte richiamo al senso di responsabilità e richiamo alla pace, come del resto tutti i pontefici hanno sempre lanciato questi moniti. Giovanni Paolo II diceva: con la guerra tutto si perde, con la pace tutto si guadagna. Tra i fedeli ad assistere alla celebrazione eucaristica di Papa Leone c'era anche Claudio Baglioni, che abbiamo sentito subito dopo la messa. Beh sì, le parole sono state molto importanti, un abbraccio 13 anni dopo la visita di un altro grande Papa che è stato Francesco. È bello questo discorso sulla prossimità, sul fatto che queste siano terre verso le quali si tende, ma dalle quali anche si deve partire molte volte, quindi questo concetto del viaggio che non è mai agevole per nessuno. E poi il saluto finale, ricordando anche un po' quali sono le sue attività qui. Beh, vabbè, io oramai sono qui, faccio parte delle Pelagie. Qui l'anno scorso abbiamo fatto la prima di un tour e poi io torno quasi sempre. Claudio, una foto, Claudio. Questo era Claudio Baglioni, immancabile la sua presenza a Lampedusa. Ringraziamo naturalmente i colleghi Adelaide Barbagallo e Angelo Pandolfo che hanno curato le dirette di oggi. Peraltro è stata una giornata intensa per quanto riguarda la nostra rete, proprio a partire dalle 10, quando siamo andati in onda con una lunga diretta e la celebrazione appunto della messa di Papa Leone XIV. Peraltro vi confermo che l'aereo con a bordo Papa Leone è decollato alle 12:54 da Lampedusa, così come reso noto dalla sala stampa della Santa Sede. E adesso cambiamo pagina, un silenzio che pesa più di ogni parola. Accompagna oggi Messina nel giorno dell'addio a Giulia Scimone. Alle 16:30 nella cattedrale si terranno i funerali della giovane morta in un tragico incidente stradale il 28 giugno a Torrefaro. La città si stringe nel dolore. Il sindaco Basile ha proclamato il lutto cittadino e ha invitato a un minuto di silenzio durante la cerimonia. Intanto proseguono le indagini della Procura di Messina per chiarire la dinamica dei fatti. In carcere il giovane che era in sella alla moto che ha investito e ucciso Giulia. E c'è una notizia dell'ultima ora, un centinaio di detenuti del carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e dunque i ristretti non avevano potuto effettuare le chiamate alle famiglie. Da questa mattina il disservizio era stato risolto, ma i detenuti hanno cominciato la rivolta. Altri particolari di questa notizia che vi abbiamo appena dato come un'ultima ora, ovviamente nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Andiamo a Palermo. Il prefetto ha rafforzato la protezione a Ferrandelli. L'assessore girerà sempre con la scorta. Il rappresentante della Giunta alla Galla da tempo, lo ricordiamo, ha intrapreso una politica di contrasto agli abusivi che occupano le case popolari. Lo abbiamo incontrato. Marco Gullà. Un caffè davanti al Tribunale di Palermo, una chiacchierata con alcuni cittadini e poi subito al lavoro. Primo giorno sotto scorta per l'assessore comunale con delega all'emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli. Per lui il prefetto Massimo Mariani da ieri ha disposto la tutela continua. Ferrandelli da tempo ha intrapreso una politica di contrasto agli abusivi delle case popolari, soprattutto nel quartiere Zen. A ottobre scorso l'assessore era stato preso di mira anche con una bomba carta fatta esplodere sotto casa sua.
So che la mia battaglia è una battaglia di comunità e non è una battaglia isolata, e soprattutto la stiamo affrontando tutti insieme. Ferrandelli è stato minacciato anche sui social. Chi vuole male a Fabrizio Ferrandelli? Chi usava la debolezza di un soggetto che non aveva casa e che aveva bisogno per levargli soldi, 10 e 15 mila euro all'appartamento o un pizzo mensile di 300 euro, sicuramente ha in Fabrizio Ferrandelli e nell'amministrazione un nemico. Solidarietà a Ferrandelli dalla politica e dai cittadini. Per l'assessore palermitano ci sono stati momenti decisamente delicati. Non sapere di essere solo mi ha aiutato tanto, non soltanto, come dicevo prima, della presenza dello Stato, ma di tanti cittadini. Io vedo per ora il web invaso di messaggi di solidarietà, di sostegno, di supporto, guardo gli occhi dei bambini ogni volta che assegniamo loro una casa che desideravano da anni, e questo mi ripaga, mi ritempa e mi fa andare avanti. A quasi 6 mesi dalla frana che ha sconvolto Niscemi, la procura di Gela si prepara a chiudere il primo capitolo dell'inchiesta. 13 gli indagati, tra cui gli ultimi 4 presidenti della regione siciliana. Al centro delle indagini le opere mai realizzate per mettere in sicurezza il versante. Gerry Italia. L'inchiesta sulla frana che il 25 gennaio scorso ha colpito Niscemi entra nella fase decisiva. La procura di Gela punta a chiudere entro l'estate il primo filone investigativo, quello che riguarda la mancata esecuzione degli interventi di consolidamento che secondo gli inquirenti avrebbero potuto evitare il disastro o limitarne gli effetti. Sono 13 gli indagati per disastro colposo, tra loro figurano gli ultimi 4 presidenti della regione siciliana, Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani, insieme ad ex dirigenti della protezione civile regionale, funzionari dell'amministrazione e la legale rappresentante dell'associazione temporanea di imprese che si era aggiudicata l'appalto per lavori da 12 milioni di euro mai avviati. Gli investigatori stanno ricostruendo oltre 20 anni di decisioni, omissioni e passaggi amministrativi. L'ipotesi della procura è che il rischio fosse noto da tempo e che le criticità del versante fossero conosciute da anni senza che venissero adottate misure efficaci. Nei giorni scorsi sono stati ascoltati gli ex governatori. Tutti, ad eccezione di Raffaele Lombardo, hanno scelto di non rispondere, depositando però memorie difensive e documentazione. Lombardo invece ha risposto alle domande concentrandosi soprattutto sugli aspetti giuridici del proprio ruolo all'epoca dei fatti. Intanto la procura è in attesa delle ultime consulenze geologiche considerate decisive per definire questa prima fase dell'indagine. Esaurito questo primo capitolo, la procura aprirà altri 2 fronti. Uno riguarderà la raccolta e la reggimentazione delle acque bianche e nere indicate dai consulenti tra i possibili fattori che hanno innescato il movimento franoso e che potrebbero chiamare in causa comune ed enti gestori del servizio idrico. L'altro si concentrerà invece sulla gestione della cosiddetta zona rossa e sulle misure adottate per le aree già classificate ad altissimo rischio. Un'inchiesta destinata quindi ad allargarsi mentre centinaia di cittadini continuano a convivere con le conseguenze della frana e attendono risposte sulle eventuali responsabilità. Ci spostiamo a Siracusa, nella pineta di Bosco Minniti, periferia nord della città. Ci sono montagne di rifiuti di ogni genere. I residenti ormai rassegnati chiedono controlli contro gli incivili, mentre topi e insetti arrivano fin dentro le case. Francesco Aloi. Nemmeno questo cartello riesce ad intimorire gli sporcaccioni. C'è un cartello grande con le telecamere, ma vengono sempre a buttare la spezzatura di notte alle 10:30. Sotto la pineta di Via Toscano a Bosco Minniti, periferia nord di Siracusa, non manca nulla. Una vera e propria discarica. Peccato però che sia tra le palazzine. Hanno aiutato tutti i discarici che ero nell'aria condizionata, hanno aiutato, io ci ho detto, ma perché tutto questo qua sta aiutando il signore qua? Ci vuole un po' di ordine, va. Magari un pacco di giochi, questo dei bambini abbandonato. Credo che anche questa fetta della città meriti attenzione e una riqualificazione bella e importante, perché qua ci abitano tante persone. Questa montagna lievita di giorno in giorno. Qui c'è di tutto, dai pezzi di elettrodomestici ai materassi. Qualcuno ha abbandonato persino un divano. Ma da queste parti non mancano topi e insetti, un pericolo per chi vive in zona. Ce ne sono tantissimi topi, io ce l'ho fino a casa, dentro casa, i topi. E niente, qua ormai l'hanno fatto come una discarica e c'è lo schifo totale. La Risam, che si occupa dell'igiene urbana, ripulisce spesso, ma poco dopo è di nuovo tutto punto e a capo. Più che sulla raccolta, forse, bisognerebbe lavorare sulla mentalità, perché a guardare queste immagini, oltre alla pulizia, a mancare è la civiltà.
E adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi andremo a vedere come sono partiti oggi i saldi in Sicilia. A tra poco. Siamo tornati in studio, al via oggi i saldi estivi in Sicilia. Non è stata una vera e propria corsa all'acquisto, comunque è prevista una spesa media di 170 euro a famiglia. Ma sentiamo il servizio di Luca Ciliberti. Non c'è stata una partenza sprint come accade ormai da anni in Sicilia. La caccia all'affare dei saldi estivi partiti oggi e che si protrarranno fino al 15 settembre deve fare sempre i conti con l'e-commerce e con le promozioni ai clienti fidelizzati che arrivano ormai tutto l'anno. Al momento non si vede nulla, gente non ce n'è, forse c'è troppa crisi, il negozio è vuoto. E ormai ci sono sempre promozioni tutto l'anno, festa di compleanno, i negozianti mandano sconti sempre, i grossi gruppi fanno sempre promozioni, non si attende tutto questo grande afflusso. Sicuramente ci saranno delle occasioni da non perdere, per cui sì, faremo qualche compere. In base alle stime elaborate sui dati nazionali di Confcommercio e tenendo conto del diverso potere d'acquisto delle famiglie siciliane, nell'isola si prevede una spesa media di circa 170 euro per famiglia, 75 euro pro capite, per un volume complessivo di acquisti di circa 350 milioni di euro. I saldi non possono diventare un rituale che spegne le luci dei nostri centri storici. Dobbiamo ridare senso, emozione e convenienza al gesto di entrare in un negozio siciliano. Per questo si può proporre il passaporto del commercio locale. Ogni acquisto nei piccoli negozi diventa un credito che si trasforma in cultura, in musei, in parchi archeologici e in mobilità regionale. È un modo per dire ai siciliani: scegliete la vostra terra e la vostra terra vi restituisce valore. I saldi però rappresentano comunque una piccola e importante boccata d'ossigeno per tante imprese che arrivano a questo appuntamento dopo mesi estremamente difficili, soprattutto per i negozianti e le botteghe di prossimità. E adesso parliamo dei nostri amici a quattro zampe che possono soffrire di disturbi comportamentali che spesso sfociano in paure o aggressività. Per aiutare i nostri cani a vivere meglio il rapporto con noi e l'ambiente circostante c'è il Dog Trainer. A Catania abbiamo conosciuto Tommaso Castellano, star dei social e della TV, con il programma Cani da Incubo. Emanuela Corsi. Nelle nostre case sono veri e propri membri della famiglia, ma la convivenza con i nostri amici a quattro zampe non sempre si rivela semplice. I cani non sono giocattoli o peluche e come tutti gli esseri umani possono nascondere un passato doloroso, fatto di traumi, che spesso sfociano in paure o comportamenti aggressivi e difficoltà di interagire con l'ambiente circostante. L'ho tirata fuori da una situazione per farla vivere meglio e vorrei darle questa opportunità. Cane che abbiamo adottato, qualche trauma l'ha avuto. Per questo nasce la figura del Dog Trainer. Oggi la figura del Dog Trainer è più una figura di preparazione, di formazione del proprietario. Lui è Tommaso Castellano, star del programma Cani da Incubo, uno dei volti più divisivi della cinofilia italiana. Al centro della sua filosofia c'è un ritorno alle regole e alla leadership. La principale difficoltà da parte dei proprietari è riuscire a comprendere che quel cucciolo un giorno diventerà un cane adulto e che necessita di regole, disciplina e che ha delle esigenze specifiche. Ha bisogno di correre, giocare, esplorare e delle esigenze dal punto di vista psicologico. Castellano, che sui social vanta più di 1 milione di follower, in 8 anni ha salvato 15.000 cani da abbandoni in canile o cessioni di proprietà. A Catania, il Dog Trainer più seguito d'Italia ha incontrato diverse famiglie arrivate da tutta la Sicilia con i loro amici a quattro zampe un po' turbolenti. Se avessimo avuto un figlio, che avremmo fatto? L'avremmo abbandonato? Per noi è come una persona di famiglia, quindi mai abbandonare un cane, anche in queste situazioni. La banda che suona per la città, poi l'invocazione al santo e la calata dei cantanti, l'appuntamento con la tradizione religiosa ad Adrano, in provincia di Catania, che apre il mese di festeggiamenti per il santo patrono Niccolò Politi. Sentiamo Orazio Longo.
Per gli Adraniti non è una semplice camminata, non è solo la banda musicale che attraversa la città per arrivare nella chiesa di San Niccolò Politi. È un simbolo, è emozione, è un appuntamento tradizionale che non può mancare ai devoti. È l'inizio ufficiale del mese dei festeggiamenti del Santo Patrono. La calata dei cantanti, dalla chiesa di San Filippo alla fine della processione della Madonna di Tutte Grazie, fino alla piazza, alla via Garibaldi, alla chiesetta di San Niccolò. Migliaia di fedeli al seguito col sindaco della città che aspetta in fondo alla via con un mazzo di fiori in mano. Nella chiesetta l'invocazione al santo recitata dalla bambina che il 3 agosto impersonificherà il tradizionale angelo sospeso in piazza Umberto. Silenzio popolo! Salve Nicola! I secoli ti chiameranno beato! Un legame forte quello tra Adrano e San Niccolò Politi, ancora di più quest'anno, spiegano gli adraniti, che ricorre il centenario dell'arrivo della reliquia del Sacro Teschio. E prima di fermarci per un'altra pausa, una notizia che arriva da Messina. Un giovane è stato ferito con un coltello in modo non grave dopo un'aggressione avvenuta ieri pomeriggio in via La Farina, appunto a Messina. Sarebbe stato affrontato da alcuni giovani stranieri. Non è chiaro cosa sia accaduto, se si è trattato di un tentativo di rapina o di un litigio finito male. Il giovane ha chiesto aiuto ad alcuni agenti della polizia municipale che si trovavano nella zona ed è stato così soccorso. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, poi andremo al calcio con il Catania e con Varrà e Longo, rispettivamente direttore sportivo e allenatore, che sono al lavoro. E siamo adesso al calcio. Varrà e Longo, direttore sportivo e allenatore del Catania, sono al lavoro per la costruzione della nuova squadra. Sul mercato interessano Scognamillo e Capomaggio, ma sentiamo i dettagli nel servizio che è di Sergio Colosi. Giovani forti e motivati per un calcio offensivo nel 4-3-3 e in alternativa nel 4-2-3-1. Nasce così il nuovo Catania, targato Emilio Longo e Fortunato Varrà, lontano dai riflettori e dalle dichiarazioni roboanti, ma costruito su programmazione, lavoro e sacrificio. Tra budget diverso e vecchi errori si punta ad un organico rinnovato ma altrettanto ambizioso, certamente più affamato rispetto all'anno scorso. Lo è Longo alla sua prima grande occasione dopo tanta gavetta e l'etichetta di tecnico bravo e preparato. Si lavora alle prossime mosse di mercato. Agli obiettivi già noti se ne sono aggiunti altri 2 di spessore, ma non sarà facile convincere le rispettive società di appartenenza, tutt'altro che disposte a privarsene. Sono il difensore centrale del Benevento Stefano Scognamillo, 32 anni, protagonista anche con la maglia del Catanzaro, e il centrocampista argentino 29enne Galo Capomaggio della Salernitana, già dell'audace Ciarignola. Per quest'ultimo si tratta di un ritorno di fiamma dopo i tentativi rossazzurri nella scorsa estate, ma il Catania ha respinto l'eccessiva richiesta della contropartita tecnica, Gimenez e Cicerelli. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vi ricordo il nostro prossimo appuntamento con il telegiornale alle 19. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.